Seconda tris, questa sesta corsa dal Savio, Argo dei Greppi, Audace Ongi, Antares Leone, Iron BLG, Aberchi Lubi, Alma Mater Sì, Alena d'Amore, Aboli, Argentina Lux e Iron Mabel. Lo schieramento favori per Aberchi Lubi in chiusura, numero 5, Roberto Vecchione. In partenza va subito in testa Iron BLG nei confronti di Aberchi Lubi, poi l'errore di Antares Leone, mentre Numero 3 Antares indietro è il Leone numero 1 di squalificato. Argo dei Greppi. Parte forte anche Argentina Lux che cerca di inserirsi alla corda. Intanto sulla piegata in vantaggio è Iron BLG nei confronti di Aberchi Lubi, che ha spostato subito all'esterno e in breve sopravanza l'avversario e ci porta a condurre. Il favorito dunque in testa Aberchi Lubi, che completa il quarto in 34 e guida nei confronti di Iron BLG. Terza posizione per Argo dei Greppi, poi Argentina Lux, che è riuscita a codarsi in quarta posizione, via via gli altri. 600 metri completati da Aberchi Lubi in 46,4. E davanti alle tribune sempre Iron BLG in scia, più indietro c'è il tentativo di Argentina Lux che avanza al largo lasciando la posizione, mentre anche Aboli cerca di progredire all'esterno. Cavalli che hanno completato in 1:1,9 gli 800, sempre condotti da Aberchi Lubi. In seconda posizione si mantiene Iron BLG davanti a Argo dei Greppi, Argentina Lux all'esterno, 1:17,4 il passaggio ai 1000 metri, 500 alla conclusione. Anche Aboli progredisce all'esterno, direttamente in schiena ad Argentina Lux. Intanto però allunga Aberchi Lubi a 400 dal palo, il parziale in 14,6. Lo segue Iron BLG, poi in terza posizione Argo dei Greppi, cerca di avanzare Aboli. Cavalli a metà dell'ultima curva con Aberchi Lubi che allunga. In seconda posizione Iron BLG, poi Argo dei Greppi che ha spostato all'esterno, retta d'arrivo con Aberchi Lubi che accelera ancora e nel finale viene a conquistare una netta affermazione, mentre per il secondo posto sul traguardo è ancora il numero 4 Iron BLG, che ha ragione di Argo dei Greppi. 1:15,7, triplo a seguire per Roberto Vecchione, doppio per Holger Elert con Aberchi Lubi che vince davvero in maniera perentoria in percorso di testa, sfonda in meno di 400 metri e coglie così la prima vittoria in carriera alla settima uscita dopo 5 piazzamenti. Aberchi Lubi, Roberto Vecchione, Holger Elert.